A tutti un saluto dalla redazione di TV Notizie. Vi proponiamo uno dei nostri servizi speciali, uno che la nostra redazione ha deciso di dedicare a un personaggio agrigentino che rappresenta un'eccellenza del nostro territorio. Stiamo parlando di Gaetano Aronica, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Gaetano Aronica rappresenta, vi dicevo, per la città di Agrigento un sogno che diventa realtà, perché rappresenta il percorso di chi ce l'ha fatta, di chi attraverso determinazione e forte volontà è riuscito a calcare i grandi teatri, i palchi dei grandi teatri, a farsi apprezzare da importanti registi e poi a entrare anche all'interno del piccolo schermo, perché è stato, come voi sapete, protagonista di tante e importanti fiction. E Gaetano Aronica mantiene anche un forte legame con la sua terra, un legame che è indissolubile, come è giusto che sia, che però in lui è ancora più forte. E questo, Aronica, è stato un anno di grandi successi, grandi intuizioni, grandi sperimentazioni, un anno in cui comunque ha avuto la possibilità di aprire questo Teatro Pirandello a nuove formulazioni teatrali e dare spazio anche ai talenti agrigentini. Sì, hai detto bene. Allora, guarda, intanto grazie di avermi invitato qui perché da tempo volevo incontrarti proprio perché seguo la tua attività e mi interessa molto, per cui mi sembrava giusto un incontro, visti i lavori che facciamo, forse pubblico più che privato, per cui è giusto che noi siamo qui da soli, però davanti alla città che ci guarda, mi auguro che apprezzerà quello che diremo. Io ti dico, guarda, mi è piaciuto il discorso delle grandi e piccole cose, perché poi bisogna anche sapere fare piccoli passi. Ci sono grandi iniziative, ci sono anche piccole iniziative. Prendi per esempio questa della casa di Pirandello. È una cosa, diciamo che per fare una cosa del genere non era necessario essere il presidente del teatro, poteva venire in mente a chiunque di utilizzare la casa museo di Pirandello, no, utilizzare una parola brutta, di far rivivere, ecco, di far rivivere la casa museo, proprio perché credo che, diciamo così, l'arte in movimento, io sono sempre stato convinto che l'arte sia movimento, nella maniera più assoluta, e ti devo anche confessare una cosa, che una volta, quando mi ritrovai in una grandissima riunione internazionale di teatranti d'avanguardia, dove fui premiato per una cosa con Raimondi e Caporossi, oggi defunto Raimondi, e a Sant'Arcangelo di Romagna mi dissero: ma qual è diciamo così, il segreto del tuo viso, cioè perché questo viso racconta così tanto anche nel silenzio, perché era un teatro assolutamente muto, era un teatro europeo, giravamo l'Europa con questo. E io risposi, dissi una cosa come al solito fuori luogo, però più ci penso e più mi rendo conto di aver detto la prima cosa che mi è venuta in mente o nel cuore, ma che poi era quella giusta. Dissi: io credo di essere Tina Turner. Cioè, nel senso che Tina Turner era una cantante, poi il rock per me fa parte del mio background, una cantante che anche da ferma, se tu guardi i suoi filmati anche da giovanissima, ti dà un senso di... E tu come donna dovresti essere orgogliosa, perché lei rappresenta, secondo me, proprio quel lato fascinoso delle donne e di tutte le età, no? Nel senso che veramente lei è ancora bella, non so quanti anni ha. Avevi sempre l'immagine come se avesse dentro di sé un treno, una locomotiva che si muoveva. Per me questo, poi ho scoperto studiando che anche era il motto delle avanguardie storiche che io ho abbracciato. Qui c'è un altro capitolo sulla sperimentazione, ne parliamo quando dici tu. Però il movimento è sicuramente nella vita e anche nell'arte, diciamo, quando vedi qualcosa di fermo, di statico, ti annoi. Non è colpa dello spettatore che si sente incolto oppure si sente inadeguato, è colpa di chi sta dall'altra parte, che in quel momento non raccoglie l'essenza della vita che è il movimento, ma si ferma, si compiace su qualcosa che
in quel momento forse riguarda solo se stesso, per cui non riesce ad abbracciare gli altri. Questo è quello che penso io, non so se... E dico, in tutto questo c'è comunque una formazione di base che parte anche da quello che è un substrato familiare, perché comunque non dobbiamo dimenticare che tu sei figlio di cotanto padre, Vito Aronica, che tutti ricordiamo, in tanti siamo passati attraverso i suoi insegnamenti. Il grande Tito, sì. Sì, io lo ricordo, non fu mio professore, però era in corso bio, ero in corso A e diciamo che eravamo tutta una grande famiglia. Sì, ti adorava poi, insomma, lui poi mi adorava. E mi ricordo tra le cose che ci insegnava proprio, ci diceva, perché noi parlavamo moltissimo con i nostri professori, allora c'era una concezione anche di scuola diversa. Purtroppo. E tra le cose che ci diceva proprio, mi ricordo, ci parlava di questa docta ignoranza, no? La necessità comunque di raggiungere il progresso attraverso uno studio continuo, attraverso quel so di non sapere socratiano. Quanto questo ha inciso nella tua formazione? Tanto perché quello che ha detto mio padre, che io scopro adesso, perché non è che io... A volte un padre parla più con gli studenti che con il proprio figlio, si sa, o almeno parla in maniera diversa, forse anche più libera. Sono padre, tu sei madre, lo sappiamo. Abbiamo un ruolo con i nostri figli, per cui lui ce l'aveva con me, evidentemente non si lasciava andare oltre modo. Però tanto, perché questo diciamo è una cosa che dice anche Pasolini, insomma, forse l'unico modo per approcciarsi a una nuova forma di cultura è quella di considerarsi totalmente ignoranti. Lui diceva che la purezza che c'è in una contadina del sud non la trovava in nessuna delle intellettuali sue amiche. Io credo che mio padre, che poi aveva un amico carissimo a Siculiana, che era un contadino, un vecchio contadino comunista, con il quale discutevo, al tempo che mio padre non era comunista, per cui invece ma erano molto amici, per cui evidentemente se lui andava a Siculiana a parlare con questo signore Siniguglia, mi ricordo ancora, col fazzoletto, un uomo intelligentissimo, un uomo, evidentemente mio padre aveva abbracciato senza saperlo il teorema di Pasolini, cioè lui andava lì perché si cibava del sapere di quest'uomo, di questo agricoltore e viceversa. Che poi per esempio tra i ricordi che io ho un po' del professore Aronica, lui parlava spessissimo dei suoi figli ma molto poco di Gaetano, quasi fosse quello un pochino più ribelle, quello meno avvezzo a stare all'interno di regole rigide. Puoi togliere il quasi, io credo il grande, non dico rimorso perché... Però naturalmente non ho potuto con mio padre, se mio padre oggi mi vedesse fare quello che sto facendo sarebbe felice, perché è esattamente quello che lui voleva che io facessi. Per mio padre non esisteva una persona che non si impegnasse civilmente, non era neanche una persona, aveva i suoi limiti, le sue rigidità, lui l'impegno civile, il sogno di migliorare le cose, per lui non era un fatto facoltativo, era una necessità assoluta dell'uomo e della donna, in assoluto, per cui lui che mi considerava un anarcoide, e il mio nuovo spettacolo parla anche di questo, uno che con la politica era sciarriato, cioè non parlare di politica Tanino che non ne capisci niente, oggi mi fa onore questa cosa, devo dire, però sì, lui... Oggi sarebbe felice di vedere invece il mio impegno con i ragazzi, in fondo gli ho preso un po' il testimone, perché adesso poi ne parleremo, questa è una cosa che mi piace molto. Sicuramente, guarda, ti racconto un episodio velocissimo. Baria, la prima ci invitò il signor Lupo al cinema Ciak, ero con mio padre e mia madre, mio padre era aveva già una forma di demenza piuttosto avanzata. E vedemmo il film, mia madre pianse per tutto il film, mio padre invece rideva, ma di un sorriso strano, particolare, forse rivedeva il suo passato. E alla fine mamma, in lacrime, disse: Tito, hai visto che c'era Tadina, hai visto quanto era bravo? E mio padre, ma con un candore, ecco, qui c'è il senso di tutta la mia vita, forse della vita di tutti quanti. E mio padre, con molta bontà, le rispose, le prese il braccio e disse: Elena, ci avessi piaciuto.
Cioè non solo non mi riconobbe, ma pure sì. pensò magari mio figlio Che riuscisse a fare una peccato, cosa che del genere. peccato, che Ma è la peccato, vita. effettivamente, che peccato. E, torniamo un attimo a Bagheria, visto che Ah, l'hai citata. Ultimamente sei stato anche insignito con un sì. premio importante che ha un valore rilevante, in particolare per la motivazione. Me la sono anche un po' appuntata per non andare fuori, Grazie. per avere magistralmente interpretato il giudice Borsellino e come orgoglio siciliano nella recitazione e il teatro Pirandello. Cioè io credo che in questa motivazione ci sia la sintesi di tutto un tuo impegno, di una carriera. Sì, c'è tutto, hai ragione Margherita, questa cosa ha tante valenze. La prima, e lo dico immodestamente, che questa cosa che tu hai detto così candidamente, diciamo, con la tua bella voce, sia sentita dai nostri concittadini. Cioè il fatto che a Bagheria, che è una città che per me, al di là del fatto che è la città del mio amico, del grande tornatore, ha un senso tutto questo, è chiaro, e mi dia un premio per Paolo Borsellino, personaggio che è stato interpretato bene o male, io non posso giudicarlo, visto da tanti attori bravissimi, certo non può fare uno qualsiasi, e che abbiano deciso dopo 11 anni dalla mia interpretazione di dare il premio a me, non ad Agrigento, ma mettendo dalle motivazioni da magistrale interpretazione, ma anche di impegno al Teatro Pirandello, è una cosa che forse dovrebbe fare riflettere, devo dire, i pochi detrattori che ci sono in città, ma ci sono i pochi che cercano di pescare nel torbido, e io lo voglio dire con molta serenità, ve lo dico amici e nemici, non c'è torbido, non c'è torbido, se c'è un torbido sono io stesso, per cui dovreste indagare come dei preti dentro il mio animo, che è tanto controverso quanto il vostro, ma non c'è torbido, non c'è doppio gioco, c'è soltanto una grande voglia di vivere nell'unico modo possibile per me, che è in arte, perché altrimenti io sarei un pazzo, uno di quelli che girano per strada parlando da soli. Proprio su questo argomento io volevo un attimo puntualizzare una cosa che secondo me è anche importante per capire il rapporto che ha Gaetano Aronica con la sua città, ma quanto comunque Agrigento sia una città un po' sui generis, perché è quella città nella quale la possibilità di fare posto a quanto afferma Tomasi di Lampedusa quando dice in Sicilia non importa far bene o male, il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di fare. Ecco, mi riallaccio a questa breve battuta che hai voluto lanciare per dire che comunque c'è molto di Tomasi di Lampedusa in questo. Se lo dice Tomasi è chiaro che io sono un piccolo uomo, per cui non potrei aggiungere nulla alla grande sintesi. È proprio così. Non perdoniamo il fare, ma non è soltanto quell'invidia di cui parla tanto Pirandello e lo stesso Sciascia, che purtroppo ci appartiene, non so da dove venga, levantina, non so da dove arrivi questa forma di curiosità eccessiva, morbosa per l'altro, mentre invece l'altro dovrebbe essere quello con cui confrontarsi e anche quello da amare, visto che tutto sommato pensiamo di essere cristiani, cioè voglio dire bisogna amare anche chi non ci ama, perché altrimenti poi in questo periodo soprattutto è troppo facile non amare, no? È troppo facile, invece è più difficile amare, io ne sono convinto, anche chi ci fa del male, io male ne ho ricevuto, non è che non ne abbia ricevuto, probabilmente qualche volta l'avrò anche fatto, non sono un santo. Però Tomasi di Lampedusa dice non è soltanto l'invidia, cioè per cui il morbo del siciliano, soprattutto della Sicilia occidentale, ma è anche una messa a confronto con se stessi, cioè il momento in cui tu vedi una persona che fa e tu magari hai qualcosa che non hai fatto e sai di non averla fatta e vedi che quell'altra persona la fa, la cosa non riguarda soltanto l'invidia ma qualcosa di più complesso. E, dicevamo ruoli molto importanti, quelli che ha portato sulle scene Gaetano Aronica e che tra l'altro al di là di quello che è l'impegno recitativo di attore implicano anche un impegno di natura sociale quasi
la volontà, la necessità di trasmettere attraverso questi personaggi, penso a Borsellino, penso a Moro, comunque i valori che si sono persi. Questo, ecco, vedi, qui mi va proprio di essere sincero. La vita è una grande casualità o una grande causalità, cioè non lo sapremo mai. Diciamo di stare nella via di mezzo. Io ti posso dire con molta franchezza che mi sono trovato, perché quando facevo, e ho fatto per anni con dei record incredibili, il giorno della civetta in tutta Italia, per cui e l'ho fatto per una forma di necessità, perché c'era la mia compagna che era incinta dei gemelli, io naturalmente non dormivo tutte le notti e mi misi a scrivere, passione che ho avuto da sempre, così come mio padre, ed è quella per cui faccio l'attore, poi lo dirò, no? E appunto mi trovai a scrivere su una civetta, poi diventò un cult, voglio dire, non so più quanti, 500 repliche, premi, legalità, non so, di tutto. A quel punto capitò, e lo racconto nel mio spettacolo Weekend Heroes, capitò l'incontro con Borsellino, poi anche fugace con Moro e con Caponnetto, poi di nuovo Moro invece non fugace ma intenso, e poi nel frattempo mi chiamava Tornatore per i suoi film. Io a un certo punto diventai in qualche modo un'icona del cinema, del teatro civile, poi l'impegno sull'autismo, l'impegno sulla violenza contro le donne, ma se ti dovessi dire che io l'ho cercato, non lo so. Se ti dovessi dire che sono stato cercato dal destino, ti dico di sì, perché nella vita non avrei voluto fare altro. Io ti svelo subito che non me ne importa assolutamente nulla di non essere un divo, cioè anzi per me è una cosa bellissima, perché a me piace la vita, mi piace vedere i miei amici, mi piace andare al mare, mettermi un costume come si dice, sbiadito, non avere il problema di mettere la firma in evidenza, perché sennò vuol dire che non hai fatto i soldi, per cui che non sei arrivato, cioè tutta questa serie di cose, ma perché sono figlio di mio padre, fondamentalmente sono una specie di monaco, non per questo sono buono come un monaco, attenzione, io non voglio vendere l'immagine di un uomo buono, non lo sono, assolutamente. Lo sono quanto gli altri, ecco, non è la bontà, sono un santo, che a volte mi dice, ah ma lei, no, assolutamente, sono una persona piena di contraddizioni, anche con un animo piuttosto nero come tutti gli artisti, però cerco proprio per questo di fare più possibile il bene cioè di andare verso le cose belle. Certamente comunque credo che dalla tua persona, non parlo del personaggio, la tua persona trasuda una grande umanità che io penso avrà anche ricevuto degli stimoli, degli scossoni dalla recitazione di questi personaggi, perché comunque tu per recitarli, e lo hai fatto bene, sei entrato all'interno di Moro, cioè all'interno di Borsellino, quasi vivendo le loro paure, i loro patemi. Ecco, ti hanno dato qualcosa, cosa ti resta? Tutto, sono scosso assolutamente e sono a volte anche stanco proprio anche della mia vita, questo non vuol dire che non voglia vivere, però sono stanco, comunque ho un corpo piuttosto magro, nervoso, che non è soltanto perché non mangio, perché è consumato dalla vita, comunque mi ha consumato, c'è poco da fare, l'ho vissuta con tutte le sciocchezze dell'adolescenza, della post-adolescenza, non mi sono privato di niente, ho rischiato di persone in tante occasioni, eccetera, eccetera, e questo forse mi dà quell'umanità di cui parli tu. Quando incontri questi personaggi è una grande occasione, è come se li incontrassi davvero. Io Borsellino, lo racconto in Weekend Heroes, e lo spettacolo è proprio questo, cioè Borsellino per me era diventato un fantasma che viveva a casa mia, è la stessa cosa Moro. Per interpretare Moro sono stato un mese chiuso in casa, una mia amica mi portava il cibo perché volevo provare soprattutto la sensazione del buio, della, diciamo così, claustrofobia, e per Borsellino invece al contrario la sensazione proprio di questa attesa, che è attesa purtroppo non di qualcosa di buono, ma attesa della nera signora che comunque sai che ti sta venendo a prendere. Ecco, io credo che fare l'attore significhi questo, se non riesci a provare queste sensazioni, ma non devi farlo. Guai a chi pensa che fare l'attore sia facile mentre fare il ballerino, il cantante o il disegnatore sia difficile perché ci vuole una tecnica. Per l'attore la tecnica è la propria interiorità, un attore racconta, al di là di quello che dice, quello che fa, racconta tutto il mondo che ha dentro. Io diffido degli attori che non sanno cosa succede nel Libano, voglio dire, cioè bisogna comunque farsi testimoni di un qualcosa che sta succedendo e viverlo nella carne, che è molto difficile, molto faticoso, ma è quello il nostro compito, se no
non sono un attore, come già, se no mi vergogno di esserlo, ecco, lungi da me assolutamente, ma dice sei umile, non sono umile, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, ecco, lo dico, non sono umile, non mi piace essere l'attore come ve lo immaginate, io sono esattamente come mi pare di essere, cioè sono così e cerco di non fare male a nessuno. Un Gaetano Aronica molto vero e che comunque giovanissimo, insomma credo dopo il liceo ha preso la valigia ed è andato via e ha vissuto per tanti anni anche lontano da Agrigento. Come ha vissuto quello stato che quasi di esule, insomma, che Quasimodo ha ben descritto in una poesia, Strada di Agrigento, ma che iniziava con la lontano, quindi questa lontananza come l'ha vissuta? Come dice un film di Wenders che ha un titolo che è preciso, così non mi dilungo, Falso movimento, era come se io perdessi e continuassi a perdere qualcosa ad ogni nuovo movimento. Cioè cos'è il falso movimento? Il falso movimento è quel movimento che noi crediamo di fare, mentre nello stesso tempo in cui crediamo di farlo stiamo andando esattamente all'incontrario. Questo è un po' il senso di tutta la mia vita e che racconto anche in Weekend Big Heroes, il senso del falso movimento. Cioè una città, più ne stai lontano, più la ami, più ti senti vicino. È un po' l'amore io ho sempre ammirato, devo dire, queste donne, io ho sempre ammirato la donna, dico sempre, molti dicono l'amore non esiste, io credo che l'amore esista sopra ogni cosa, e ho buttato all'aria tante occasioni per amore, lo so che qualcuno non mi crederà, ma le donne implicate mi credono, sanno che sto dicendo la verità, ho rinunciato a cose pazzesche per una Verso donna. la fine ti chiederò anche qualcosa su questo argomento. Concludiamo un po' questa parentesi che riguarda anche la tua attività artistica prima, che è tanto densa di esperienze e significati comunque. Un'attività che hai voluto comunque, lo metto tra virgolette perché è importante regalare ad Agrigento come momento di crescita, come momento che può un attimo svegliarla da un torpore e farle comprendere che comunque ha delle grandi potenzialità. In assoluto, io ci ho costruito questo spettacolo, Weekend Heroes, che invito tutti a vedere perché parla di noi. Cioè le domande che tu mi stai facendo, ma dall'inizio, dalla prima, perché sono naturalmente domande intelligenti, sono quelle che mi sono posto nel buio della mia stanza per scrivere questa storia. Visto che mi veniva chiesto di raccontarmi al mio pubblico, io mi sono rifiutato di fare un racconto sotto forma di barzelletta, come sono capace, poi non sono il tipo. Ho detto no, io lo faccio a condizione che io scriva una storia. E l'ho scritta in 2 o 3 notti, e parla proprio di questo, di ciò che ci appartiene, di questa valle e di questo oltre la valle, sia nella vita vera che nella vita immaginata. Credo che riguardi tutti. I pochi brani che ho letto, le persone mi hanno detto mi sembrava che parlassi di me, non riuscivo più neanche a vedere te, mi sembrava di vedere la mia... E questa è una cosa bellissima, quando l'arte raggiunge questo, diciamo, ci lascia molto contenti. Io credo che il movimento ci sia, Margherita, io credo che non mi prendo tutti i meriti e sarebbe ingiusto. Io mi prendo i meriti intanto ringraziando la città, perché la città, non dimentichiamo, la riconoscenza è un valore. Pirandello diceva che è più difficile fare il bene che il male, invece io sono convinto del contrario, una volta tanto contraddiciamo pure il maestro, insomma, cioè è vero quello che diceva Pirandello, però io invece sono grato, non dimentichiamo che questo ruolo che ho nella città me l'ha dato la città, io sono grato alla città e cerco di rispondere a un mandato con l'impegno. Il giudizio poi sarà della città, ma mi sembra che sia un giudizio sereno e positivo, per cui non dimentico chi mi ha dato, cioè non è che uno può diventare bravo mettendosi a gridare, c'è bisogno pure della controparte, di qualcuno che ti dia questa investitura. Abbiamo bisogno, in poche parole, di qualcuno che creda in noi. Mi ha creduto Tornatore, mi ha creduto Monteleone, mi ha creduto Margaret von Trotta, d'accordo, è un altro viaggio, ma qui mi ha creduto la città. Allora, il mandato per me, che sono una persona
assolutamente aerea e fuori dalla grazia di Dio per certe cose, veramente mi devo scrivere pure di mettermi le scarpe, però su certe altre cose sono molto preciso, cioè l'impegno. Questo me l'ha insegnato mio padre, l'impegno è l'impegno, cioè, l'impegno non si discute, non ci sono scuse, poi la colpa era di Agrigento che non è matura, io intanto devo fare tutto il massimo a costo di dimagrire ancora, poi se la città non era matura, se io non ero maturo per la città, lo valuteranno altri, però bisogna mettere, detesto, ho sempre dato la colpa di tutto a me stesso, di ogni cosa. Cioè la città è matura, i tempi sono maturi, stiamo cambiando, c'è un risveglio in tutta la Sicilia anche per motivi storici, perché come dire, c'è un problema grosso in questo momento che io sinceramente non riesco neanche a pensare, non voglio neanche toccare i nomi se no andiamo da un'altra parte, però abbiamo dei politici, li abbiamo avuti, che eleggiamo, che paghiamo perché loro ci risolvano questi problemi. Io non sono in grado di risolvere, io posso risolverlo da un punto di vista artistico, posso dirti che sono andato al Festival Migrarti dove mi hanno insignito del titolo di giurato assieme ad altri di tutto il mondo, francesi, arabi, c'era il Kuwait, c'era il Libano, c'era l'Arabia Saudita, Egitto, Francia, e io lì cosa ti devo dire? Ma mentirei, ma cosa me ne importa in questo momento di quello che pensano i nostri politici bipartisan? Io in quel momento onestamente non vedevo i colori della pelle, io vedevo delle persone con cui parlare di cultura, di cinema, di cibo, di mare, ma non avevo manco il tempo di pensare, ma neanche loro, voglio dire. A mio figlio hanno fatto un complimento bellissimo, hanno detto, dei ragazzi di colore hanno detto: sai, sei il primo ragazzo che ci tratta in maniera così gentile. Lui era contento, mi hanno detto questa cosa, e io gli ho detto: Tito, mi sembra il minimo, cioè voglio dire, è anche troppo, cioè hai trattato questi ragazzi come avresti trattato altri ragazzi. Poi le costruzioni non è roba nostra, insomma, lasciamo che le faccia chi sa fare. Volevo un attimo concludere questa parentesi legata alla tua attività professionale chiedendoti una domanda scontata, però è importante saperlo. Quali sono i tuoi progetti per il futuro, i tuoi sogni, a cosa stai lavorando? Guarda, sto lavorando, intanto quest'estate è piena di impegni, come dicevi tu stessa, il 19 che è il giorno della commemorazione del giudice Borsellino, prendo questo premio a Bagheria, che è una cosa che mi fa felice. Bagheria, città dove ho girato dei film, città di Peppuccio Tornatore, città che poteva insignire un altro attore di questo stesso titolo, invece ha scelto me, e questa è una cosa che per me vale, sono felice di questa cosa perché non me l'aspettavo, tra l'altro. E poi ho delle serate perché stiamo lavorando come sai, alla Casa di Pirandello il 20 e 27, invito tutti a venire alle 19 a vedere questa Casa di Pirandello che si anima di fantasmi, è andata molto bene, l'altro giorno ci siamo divertiti molto. Poi il 3 agosto c'è Luna Pazza, che ormai è entrato nel cuore degli agrigentini, della provincia di Agrigento, perché è uno spettacolo veramente completo, fatto con tanti attori, tutti del territorio. E poi c'è questa grande scommessa il 28 luglio, invito tutti a venire perché sarà una grande sorpresa, e nella sorpresa ci sono anche altre sorprese, per cui è veramente una grande scommessa. Questo spettacolo We Can Be Heroes della canzone di David Bowie racconta un po' di cose, le racconta in modo inusuale, come una favola rock, uno spettacolo che ha uno spirito veramente guerriero dentro di sé. E naturalmente la canzone di David Bowie ci dice tutto: We can be heroes just for one day, possiamo essere eroi, l'hai scritto anche tu, no? Per un giorno, mai o per sempre, cioè è una cosa che forse, ecco il senso di questo spettacolo, che forse per un giorno, per una volta, forse tutti dovremmo essere eroi, almeno una volta dire di no, dire di sì, eccetera. E ci tengo tanto a questo spettacolo e questo racconta, se posso dirlo, se non mi fermo. No, certo, continua pure. È giusto per farmi conoscere anche dai miei concittadini. Io sto lavorando sul Pirandello, ho un ruolo istituzionale che, ripeto, ho preso molto con impegno e del quale sono orgoglioso. Però è anche vero che ho un animo, come dicevi tu, perché tuo padre, perché sono stato sempre un po' ribelle, cioè fa parte della mia natura non stare fermo, eccetera, eccetera. Per cui ho un'anima sperimentale, un modo di vedere il teatro molto innovativo, molto più avanti di quello che facciamo, e piano piano sto cercando di far capire anche qual è la mia idea di teatro. Ecco, We Can Be Heroes è sicuramente un tentativo sperimentale di un tipo di teatro che forse adesso non posso dire non si è mai visto, perché sennò
entriamo nelle polemiche, però che almeno sicuramente da me non l'avete mai visto, ecco, così non offendo nessuno. C'è una cosa molto molto diversa dal Pirandello, da altre cose. Altri progetti, c'è un grosso progetto con la Taup che doveva partire adesso e poi sarà spostato in autunno, tante puntate che mi porteranno di nuovo lontano dalla famiglia, quello è un problema. E poi dovrei interpretare il giudice Saette in un documentario, un altro giudice, mi fa molto onore perché è nato qui, operava qui vicino. Ci sono un paio di film che dovrebbero entrare, ci sono tante cose e poi soprattutto un grande progetto teatrale oltre a Weekend Heroes che riguarda proprio questo incontro tra Africa, tra sud e nord del mondo. Ho un testo che naturalmente non posso rivelare, non scritto da me ma scritto da un grande autore che pochi conoscono, per fortuna, e spero di metterlo in campo prima possibile perché sarà un'altra occasione per valorizzare le risorse umane del territorio, fare un bel laboratorio e portare la gente a teatro, cioè sia come attori che come tecnici, come scenografi. Io faccio lavorare tutti quelli. Questa è una cosa bellissima, guarda. Alla fine ti dirò una cosa su questo, un sogno che ho, se ne avrò la possibilità. Io su questa cosa ne abbiamo parlato una volta, così abbiamo lanciato durante una discussione l'idea, e comunque Agrigento che ha la possibilità di avere te che comunque rappresenti una professionalità d'eccellenza in questo campo, ha un teatro, ha chi vuole così come te fare crescere il territorio tirando fuori questi talenti. Chissà che la nascita di un'accademia teatrale d'arte o una scuola di teatro non possa nel tempo diventare un progetto al quale lavorare e farlo diventare concreto. Evidentemente Margherita Tropiano legge nel pensiero, era questa la cosa che volevo dirti, è un sogno. Intanto esaurisco il discorso degli spazi, c'è un teatro Pirandello, ci sono anche degli spazi all'aperto bellissimi che dobbiamo valorizzare così come si fa in Francia, in Inghilterra, in Belgio, in America. Ormai noi abbiamo una serie straordinaria di siti che sono, come dire, adatti all'azione scenica, non dico solo teatrale, musicale, a livello di performance, cioè, c'è da inventarsi tutto, c'è molta fantasia, basta avere quella e poi i progetti vengono fuori, prima ancora del denaro. Io ho una vecchia regola, se non hai troppi soldi metti tanta fantasia, qualcosa viene fuori, per cui se ne hai troppi a volte invece ti spremi meno, no? Perché è tutto facile, tutto comodo, però per cui siamo abituati a lavorare in queste condizioni. Tant'è che il progetto di Weekend Heroes è nato alla Colimbetra, proprio con Peppe Lopidato, con il dottor Lopidato, è nato dall'amore per quel posto, cioè proprio mi ha portato un giorno d'inverno, c'è un freddo terribile, sono rimasto incantato e così, ma come lo direi a te con questa spontaneità, dico Peppe, ma mi piacerebbe fare una cosa qua, ed è nato Weekend Heroes. Le cose nascono a volte in maniera così semplice, non c'è niente da dire. Mi sono innamorato della Colimbetra e lui si è innamorato di questo progetto, ha rischiato, perché non vado a raccontare barzellette, vado a proporre uno spettacolo diverso. Dunque, per cui tornando invece al Teatro Pirandello, che è comunque il volano intorno al quale gira poi tutto il resto, e al quale io mi onoro di essere appunto presidente, ti dico che ho un sogno e ti dico subito perché. Intanto perché non è sospettabile, cioè io sono in un momento buono della mia carriera, per cui non è che mi sono andate male le cose per cui vengo qui a piangere, cioè me ne posso andare anche domani se la città non mi vuole, ho le mie cose da fare, la mia famiglia, il mio lavoro, per fortuna. Però qui ci tengo di più, già là perché sei qua, perché qui? Perché mi piacerebbe, quel sogno è questo, a me piacerebbe, un po' perché è qualcosa che sento di dovere a mio padre, un po' perché sento di doverlo alla città, un po' perché sento di doverlo a me stesso. Io, una volta che ho fatto questi grandi personaggi, Borsellino, non sono nato divo, una volta che ho fatto Borsellino, ho fatto Moro, ho fatto Caponnetto, piuttosto farò Saetta, ho fatto Sciascia, ho fatto Pasolini, ho fatto tante cose, ho lavorato con tanti registi di tutto il mondo. Io sono pieno di questo bagaglio e sono in un'età, diciamo, sono un cinquantenne che guarda con molta serenità i prossimi anni che verranno. Non faccio finta di essere un ragazzo, sarebbe patetico, sono uno della mia età e sono orgoglioso di averla. Per cui cosa mi manca? Cosa vorrei fare da grande? Me lo sono chiesto con molta sincerità
Ecco, se mi dovessero dire, se domani volessi fare un film con Francis Ford Coppola o aprire un'accademia ad Agrigento, io sicuramente, ma chi mi conosce sa che dico il vero, e mi rido solo a pensarlo, sceglierei la seconda senza neanche pensarci due volte, perché sarebbe una cosa bellissima. E tra l'altro mi sento il talento, cioè io mi sento pronto per dare, guarda, proprio il Migrarti Film Festival mi ha nominato non solo come attore internazionale, quello che vuoi, regista, autore, eccetera, eccetera, ma mi ha nominato come maestro. Ora, il fatto che appunto come a Bagheria succeda pure al Migrarti, cioè la direttrice è algerina, per cui non è che dice mi riconoscono come maestro, questa cosa mi fa un piacere enorme, perché mi sembra di avere rubato il testimone a mio padre, mi sento, e non è un ripiego, attenzione, è una voglia anzi di andare avanti. Io vorrei continuare la mia vita nell'arte, perché senza non potrei, proprio formando insegnando quello che ho imparato, perché a me quando ero ragazzo non me l'ha insegnato nessuno, qua tutti gli spazi erano chiusi, io andavo a cercare la scuola di teatro, la scuola di danza, mia madre poverina era mortificata quando mi portava a dire che volevo ballare, che volevo fare l'attore, non sapeva manco stiamo parlando, Margherita, di anni, Sì. degli anni 70, cioè quando uno diceva voleva fare l'attore, ti diceva sì, e poi che lavoro vuoi fare? Ma voglio fare il giornalista, me lo ricordo bene perché anch'io ho attraversato la fase giornalista, ma ti apre un'edicola, qual è il problema? Cioè voglio dire, con questa simpatia tipica, che poi abbiamo tanti lati belli, noi abbiamo un teatro per strada, non dimentichiamolo, io adoro, questa voglia di dare agli altri, anche perché ho dei figli, per cui ho una vocazione naturalmente di padre, di dare agli altri quello che purtroppo mi ha costretto ad andarmene. E ti assicuro, Margherita, lo dico senza retorica, lo dico a tutte le mamme del mondo, quante ne ho viste, io molte non avrei voluto vederle, ma quante ne ha viste questo signore così secco, che sembra indifeso, ma quante ne ho viste. Ma tra l'altro, un po' documentandomi sulla tua vita, Non lavora hai fatto nessuno. L'imbustatore di panini, Ho hai fatto fatto, tutto. hai Venditore di fatto il lavapiatto, aspirapolvere, hai fatto di tutto. il Quindi... libraio, ho fatto di tutto, e altro, ho fatto di tutto. Una volta addirittura mi trovai ad Amsterdam e non lo posso dimenticare più, il 1° gennaio con un mio amico che mi salvò la vita, perché io ero andato totalmente nel panico con la chitarra, un freddo da morire, e eravamo convinti, pensa a quei tempi, di attraversare il confine con l'autostop. Il gelo non te lo dico, ad Amsterdam, il 1° gennaio, sbagliammo strada, invece volevamo andare in Inghilterra, andavamo verso la Germania, una cosa incredibile. Sto ragazzo, che è un mio caro amico, lo dico, Fabio De Vecchi, si buttò in mezzo alla strada e si fermò una macchina che ci raccattò, se no io non sarei qui a parlare, e ci mise dentro. La sorpresa era, questo racconto sempre ai miei figli, che dentro questa macchina c'erano 6 setter che andavano a un concorso per cani, per cui noi facemmo centinaia di chilometri dentro una gabbia per cani con 6 setter, che ti assicuro è stata una cosa terribile, perché a un certo punto ce n'era uno che sembrava nervoso, ma dove vado? Cioè, ecco, queste cose non è che ti fanno più uomo, è meglio non vederle. Spero che i ragazzi di Agrigento non le vedano. Gaetano, un'ultima domanda, ci avviciniamo alla chiusura. In questa bella chiacchierata tu hai più volte fatto cenno al tuo essere padre, Sì. e certamente comunque chi svolge un'attività impegnativa come la tua, con tempi, ritmi di studio, di prove, insomma deve anche ritagliarlo questo tempo per fare il padre bene. E fare il padre bene oggi come oggi significa anche talvolta avere la consapevolezza di non essere più adeguati educatori a tempi che mutano troppo velocemente. Qual è stata la tua esperienza di padre, di educatore? Esattamente quello che hai detto, non aggiungo nulla, stavolta sarò veramente breve, è un secolo che passa, è appena iniziato ma passa con una fretta. Io mi sento a volte anche stanco, per questo l'insegnamento, mi sento anche stanco, non ho più tanta voglia, parliamoci chiaro, non ho più tanta voglia. Poi è anche vero che rischiare di morire di gelo è quello che ti fa diventare quell'attore umano che gli altri vedono, no? Se non hai qualcosa dentro, al di là di quello che dici, non lo comunichi, e anche questo è vero. Ma a chi lo comunichi? Qual è l'esempio che devi dare? Ai figli. Ed è la cosa più difficile, perché naturalmente con i figli vuoi essere amico, ma puoi essere fino a un certo punto. È molto difficile essere padri. Io sinceramente mi sono sentito sempre un po' un cattivo maestro, però con i miei figli credo di essere sulla strada giusta. Io ho scelto una strada, Margherita, te lo dico in 2 parole.
ho cercato di essere me stesso, con tutte le fragilità e con tutte le, non il padre invincibile, ma il padre che chiede anche al figlio Tito, ma perché tanto lui è molto più artista di me, o alla bambina, ma sto bene, mi sta bene la camicia marrone oppure metto quella blu? Perché lo ritengo un modo per, ma Tito, ma secondo te, sai, mi piaceva quella ragazza, ma secondo te che dici? È troppo giovane? Papà è troppo giovane. Cioè voglio dire, ma perché no? Perché no? È un'occasione sola c'è nella vita di fare i padri. Se ci chiudiamo, ecco, forse quello ci è mancato dai nostri padri. Mio padre, che poteva essere anche considerato una persona aperta, ma non ho mai parlato di sesso con lui, non ho mai chiesto a mio padre: papà, scusa, ma la prima volta che mi troverò con una donna cosa dovrò fare? Da dove si comincia? No, perché quello, guarda che è importante, perché poi la sessualità dei maschietti, che spesso non è proprio sana, dipende proprio dalla mancanza di educazione. Io con mio figlio con mia figlia cerco di sopperire a queste piccole falle, perché poi avevano delle cose bellissime i nostri genitori, ma su questo c'erano i tabù pure con i maschi. E allora, gioia mia, la figlia: ma come questo qui è grande, cosa fate con questo qui la sera? E il fatto che lei te lo racconti, cosa impensabile, ma mia sorella, mio padre, ma neanche noi. Allora ti dico una cosa, è più difficile adesso. È difficilissimo. Grazie Gaetano, questa è stata una conversazione che abbiamo condotto così, senza alcuno schema, e senza alcuno schema io vorrei ancora approfittare della tua bella professionalità per salutare i nostri telespettatori, ma chiederti di regalarci un piccolo contributo recitativo solo per noi di TVA, se puoi. No, solo per te. Facciamo una cosa intima. Io naturalmente non era preparato nulla, io sono qui, sono con l'agenda rossa, perché naturalmente nello spettacolo sarà presente, proprio perché tanto sono i giorni del giudice, poi si è anche riaperto il tutto, e considerato uno dei più grossi errori giudiziari di tutti i tempi. Vabbè, questo è un altro discorso, e questo è il testo di We Can Be Heroes che ho scritto proprio in queste notti per regalarlo al nostro pubblico, per cui nulla era preparato. Io posso soltanto, perché sto lavorando sulle musiche, posso soltanto dirti, leggere alle persone che forse potranno venire a vederlo, l'inizio di questo spettacolo. Che non è proprio l'inizio, prima c'è un prologo musicale molto forte, ma non c'è la musica, non possiamo farlo, per cui soltanto a un certo punto questo essere si ritira e dico: un romanzo o si scrive o si vive. E così si potrebbe dire anche di un film o della vita. Ce ne vorrebbero 2 o 3 per ognuno di noi, per fare tutto quello che vogliamo e abbiamo desiderato e sognato, per liquefarci liberi e felici e trasformarci in cane o albero. Io stesso, se dovessi fare conti con la mia, mi troverei davanti a un passato che non riconosco, forse di un altro, confuso in un film, in tutto ciò che non è stato e avrebbe potuto essere. E allora 2 o 3 vite non basterebbero per correggere gli errori, per rimediare, per essere all'altezza, per prendere quei treni che sono passati come fantasmi, per amore, solo per amore, o per distrazione, o perché magari ero impegnato a fare altro, o perché sprofondavo in un cumulo di macerie e chissà se mi sono poi più rialzato. E allora il mare, questo nostro mare, nero come la notte, giallo come la luna, azzurro come il cielo, ci strappi per i capelli come Perseo con la Medusa e non se ne parli più. Grazie Gaetano. Grazie. Una grande, dedicata a Margherita. Grazie Gaetano, una grande bellissima interpretazione, come tutte quelle che comunque ci ha abituato a vedere Gaetano Aronica, che noi ringraziamo per essere stato qui a TVA. Gli auguriamo il meglio, gli auguriamo che veramente possa condurre a termine questi splendidi progetti per la nostra città e per se stesso. Grazie Gaetano. Grazie Margherita, grazie a TVA, grazie al pubblico di Agrigento. Posso ricordare gli appuntamenti? Assolutamente sì. Quello che vi ho letto è tratto da We Can Be Heroes, per cui vi invito il 28 luglio al Giardino della Colimpetra per questo straordinario, unico evento in anteprima, il 3 agosto al Tempio di Giunone Luna Pazza, e il 20 e il 27 luglio invece le pillole pirandelliane alla Casa di Pirandello. Dunque 28 luglio, We Can Be Heroes, just one day.